Allora, ci sono novità, qualcosa di importante e urgente che è stato fatto, che si sta facendo? Beh, allora, oggi abbiamo ricevuto la convocazione per domani mattina dalla provincia di Padova di un tavolo proprio per andare a verificare la situazione d'emergenza della crisi idrica che stiamo affrontando. E serve a che cosa? Perché se la Regione ha detto non è ancora stato di emergenza, giusto? Esattamente. Il governo... Niente, però in questo momento è chiaro confrontarsi un po' con tutti i soggetti che sono all'interno della gestione acque, che non sono i consorzi, ma sono anche tutte le altre realtà, compresa la provincia, che hanno chi un pezzo, chi un altro gestione, competenze rispetto alla gestione idrica. Quindi è necessario, è utile, in questo momento tutto è utile, per cui affrontiamo con speranza anche l'istituzione di questo tavolo provinciale. Dal mio punto di vista c'è necessità, una volta per tutte, di cercare un'unità anche tra le varie organizzazioni sindacali per riuscire ad affrontare coralmente questa situazione, perché tutti i nostri soci agricoltori, non solo nostri ma anche delle altre organizzazioni, stanno vivendo una situazione di difficoltà estrema. Lo ripeto ancora una volta, voglio dire, però stiamo arrivando veramente ai titoli di coda, per cui o si riesce a prendere in mano bene questa situazione o ci troveremo a settembre-ottobre a fare ben altri ragionamenti rispetto all'agricoltura. Anche perché siamo sempre, prima è arrivato un messaggio però, allora, purtroppo credo che l'agricoltura del futuro sarà nelle mani delle grandi aziende, visto che si guardano sempre i costi. Si assumeranno nuovi lavoratori stranieri che verranno schiavizzati come per i raccoglitori di pomodori nel sud, 12 ore di lavoro a 30-35 euro al giorno. Beh, il presidio dei territori è dato anche dalla piccola agricoltura, è dato soprattutto dalla piccola agricoltura. Non credo mai che una grande azienda vada in territori marginali come potrebbero essere le Maighe, piuttosto che i territori di prima periferia delle città, insomma, non c'è neanche il margine di guadagno. Non c'è il margine di guadagno, è un altro tipo di agricoltura quella che si instaura su quei territori, quella che presiede quei territori e presidia quei territori. Per cui è vero che ci sono fenomeni di questo tipo, come diceva il telespettatore, soprattutto abbiamo delle segnalazioni anche rispetto alla possibilità degli impianti fotovoltaici, rispetto a fenomeni di pressione al nostro mondo che arrivano da altri soggetti che sono esterni dell'agricoltura e che il terreno lo vedono per altri scopi che non per quelli per produrre cibo. È chiaro però che bisogna fare dei ragionamenti. Lo diciamo sempre, la burocrazia deve essere modulata in funzione della grandezza di un'azienda. Noi abbiamo un modello burocratico unico per qualunque tipo di azienda agricola, che allevi 30.000 polli o che ne allevi 1.000, che allevi 50.000 maiali o che ne allevi 100, abbiamo un unico modello burocratico e un unico modello di riferimento rispetto alla gestione dell'allevamento. È chiaro che questa cosa qua è sostenibile per le grandi aziende, ma non è sostenibile per le piccole aziende a conduzione familiare o con pochi operai. Per cui va fatto un ragionamento dove si mettono in campo queste difficoltà e si cominci a trattare l'agricoltura per quello che è, cioè non un monolite unico, ma un mondo all'interno del quale esistono diverse tipologie aziendali e diverse tipologie di allevamento e di conduzione aziendale. O la affrontiamo in questo modo l'agricoltura, per cui trattando in maniera diversa situazioni diverse, oppure se non la affrontiamo e vogliamo trattarla tutta come agricoltura, passatemi in termini, industriale, poi non è questo, però insomma, per capirci, insomma, per semplificarla, difficilmente le piccole produzioni riusciranno a rimanere in piedi e a far vivere anche i prodotti specifici del territorio, perché poi appunto anche i prodotti specifici del territorio, penso all'asparago di Pernumia, dubito che possono essere di interesse di grandi... Esattamente, rispetto a chi ha commerci di un certo livello, insomma. Per il discorso burocratico è tanto tempo che ne continuiamo a parlare, anche lì non se ne è venuti a capo, perché continua ad esserci questo problema che tra l'altro vi porta via tantissime energie, risorse e anche tempo, no? Quindi assolutamente, cioè,
Ma nasce da che cosa questa esigenza di burocratizzare Allora, tutto? le norme burocratiche hanno di per sé dei fini ovviamente encomiabili, cioè quando parliamo per esempio nella gestione degli allevamenti è chiaro che le normative burocratiche sono rivolte a garantire al consumatore un prodotto diciamo sicuro sotto il profilo sanitario. È anche vero che molte di questi elementi, di queste richieste che ci vengono fatte dai vari enti che controllano poi le nostre aziende provocano poi una burocrazia e una, diciamo, una produzione di carte che può essere sopperita appunto dalle grandi aziende, ma dalle piccole risulta assolutamente come dire, pesante, gravosa, che distoglie dal lavoro principale. Cioè il nostro lavoro principale è quello di lavorare bene, di allevare bene, di coltivare bene. Lo facciamo perché l'abbiamo richiesto ai nostri soci, lo facciamo attraverso i corsi di formazione che organizziamo anche come anche quello, associazione di categoria, proprio per andare a guardare a cosa è il benessere animale, a guardare come ridurre l'utilizzo dei pesticidi, che tipologie utilizzare di varietà nelle coltivazioni e queste cose qua, per cui c'è stato un fenomeno, come dire, di conoscenza approfondita da parte dei nostri soci di come riuscire a lavorare meglio rispettando anche gli animali e i terreni sui quali noi lavoriamo. Dall'altro lato però ci vengono richieste appunto cose che risultano anche per la potenzialità, come dire, della ricaduta della problematica sanitaria. C'è un'estensione a tutte le categorie, che tu sia piccolo, grande o medio, sempre quello devi fare. E quindi a questo punto sì. E quindi è chiaro che risulta difficile, cioè risulta non si segue veramente la finalità dal mio punto di vista. C'è un distacco però a questo punto dal proliferare legislativo, quindi burocratico, da quella che è la realtà vera del nostro paese. Questo è un dato di fatto, per cui forse forza di insistere con chi rappresenta il territorio qualcosa riuscite ad ottenere, non lo so, perché altrimenti soccombete. È quello che speriamo, non soccomberanno tutti, soccomberanno sicuramente i più piccoli. Cioè, pensiamo per esempio all'elemento della multifunzionalità, no? Ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, cioè una delle soluzioni possibili per il mantenimento delle aziende agricole di dimensioni non incredibili, ma di piccole dimensioni, è quello di andare verso la multifunzionalità. Che cos'è la multifunzionalità? Non è altro che fare diverse tipologie di produzione, per cui dal seminativo all'orticolo, al piccolo allevamento, piuttosto che proprio elementi multifunzionali come l'agriturismo. Parentesi, siamo ancora in attesa della nuova legge dell'agriturismo in discussione da un anno ormai, la fattoria didattica, la fattoria sociale. Cioè abbiamo detto come soluzione pensate a strutturare un'azienda in maniera che possa avere più pozzi dai quali attingere. Certo. È chiaro che però se ogni pozzo viene trattato come se fosse un'azienda a sé, per cui come su livelli appunto dicevamo prima industriali, è chiaro che l'aumento di burocrazia diventa esponenziale e anche il rischio poi di sbagliare e di avere sanzioni. Cioè noi partiamo dal presupposto che noi vogliamo lavorare bene. Sì, però infatti se non c'è e vogliamo riuscire a vivere del nostro lavoro. Questo è lo schema, perché se pensiamo che invece gli agricoltori sono inquinatori, sfruttano gli animali, li trattano male e queste cose qua, è chiaro che partiamo da un altro presupposto, ma allora non serve la norma, bisogna andare a verificare con gli ispettori nelle aziende. Io credo che dovremmo trattare il nostro comparto in maniera, come diceva prima, andrebbe riconosciuta una medaglia. Allora non è una questione di dare medaglie, è una questione però di riconoscere gli sforzi e le difficoltà che stiamo facendo noi agricoltori, e in questo l'applicazione delle norme deve essere valutata in funzione poi della specifica azienda agricola. Certo, ma sto pensando, ma questo problema qui, che stiamo parlando per il territorio padovano, immagino che riguardi anche altre regioni addirittura, se non dico altri territori provinciali.
E fare qualcosa, perché tanto la burocrazia se c'è qua, immagino che ci sia anche da altre parti, no? Però lei sa che l'articolo 5 della Costituzione certo, dà alle regioni la possibilità... Quindi qui deve intervenire la regione a questo È la punto. regione, è la regione, perché come per esempio per i fondi, adesso il prossimo non sarà più un PSR, per cui non sarà più un piano di sviluppo regionale, ma sarà un PSN, un piano di sviluppo nazionale. Certo. Cioè i fondi europei verranno trattati a livello nazionale e poi ripartiti sui vari territori. Però tutte le gestioni, per esempio la parte sanitaria, si va per distretti sanitari, certo. no? L'applicazione comunque rimane regionale per la parte diciamo animale. Per cui ci sono proprio situazioni diverse tra le regioni. Prima accennava l'agriturismo, la norma dell'agriturismo o delle fattorie didattiche o delle fattorie sociali è diversa da regione a regione. Sì, no, ma infatti ne abbiamo parlato, abbiamo visto che qui ci sono delle normative peraltro parecchio più rigide qui in Veneto, per cui sono più penalizzanti per lo stesso settore a parità di situazioni oggettive in Italia. L'intervento della Regione l'avete chiesto? Avete interpellato? Ci sono dei tavoli che sono strutturali all'interno della Regione, il tavolo verde è il primo nel quale noi siamo presenti, noi come tutte le altre organizzazioni di categoria siamo presenti, ci relazioniamo costantemente con la Regione. È chiaro che poi dopo a livello regionale devono essere messi pesi e contrappesi rispetto a tutte le altre categorie economiche. Dovrebbero sempre essere valutati, questo è chiaro che lo dico come presidente di un'organizzazione di agricoltori, ma ripeto, credo che sia una cosa che riguarda tutti noi, che l'agricoltura dovrebbe in qualche modo avere un occhio di riguardo, se non altro perché non ha possibilità di delocalizzare in altre nazioni, cioè noi qua siamo, noi qua rimaniamo, qui è il lavoro che facciamo, per cui dovrebbe essere trattato in maniera diversa. Non ragionare in questi termini del nostro comparto, ma appiattirlo a tutti gli altri, a quello artigianale piuttosto che a quello industriale. Da un lato non fa vedere la differenza anche di valore aggiunto, estremamente basso per quanto riguarda il mondo agricolo rispetto agli altri settori, e anche la difficoltà poi nel quale noi lavoriamo, i cambiamenti climatici, le condizioni ambientali e insomma anche i fenomeni temporaleschi che si sono verificati. A Treviso sono stati persi ettari e ettari insomma, di vigneto non più di un mese fa per un fenomeno temporalesco estremamente intenso. Sempre nella provincia di Padova questa grandine che c'è stata i giorni scorsi ha provocato dei danni? Ha provocato dei danni localizzati, come tutto questo tipo di fenomeni imprevedibile, quindi quando ci sono questi fenomeni qui, cioè dicessero la prossima settimana attenzione, allerta meteo, non si riesce a intervenire No, non è possibile perché sono localizzati e comunque tu non hai la possibilità di proteggere le colture, soprattutto se parliamo di seminativo, perché non è immaginabile mettere dei teli antigrandine su un campo di mais, per cui quando succedono queste cose ovviamente non rimane altro che garantire, voglio dire, la tenuta dell'azienda attraverso finanziamenti e sovvenzioni che possano garantire se non altro i costi. Sempre partendo dal presupposto che dicevo prima, cioè il nostro settore è un settore estremamente particolare. Certo, su questo è un dato di fatto. Siamo giunti al termine. Presidente, grazie di essere stato qui con noi. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, con le vostre mail che ci inviate sempre. Noi poi cerchiamo di affrontare e sviluppare le questioni che ci presentate. Speriamo che un po' di pioggia nelle giunte proporzioni arrivi per la prossima puntata, affrontarla con maggior serenità. Incrociamo le dita, grazie ancora, buon lavoro. Ci aggiornerete di questi tavoli di incontro che ci sono e di confronto anche per informare di questo i nostri telespettatori. Buon proseguimento, a presto.